Fervono i preparativi a Santa Margherita Ligure e Portofino per la grande festa per la riapertura della strada a poco più di 5 mesi dalla mareggiata che l'ha distrutta. Tutto inizierà alle 9 con il raduno dei partecipanti e la distribuzione delle magliette ai bambini ai giardini a mare di Santa Margherita. Qui saranno allestiti banchetti che raccontano il territorio e saranno a disposizione autobus ATP per persone con disabilità. Alle 10 il saluto delle autorità. Subito dopo si formerà il corteo che partirà verso la strada provinciale 227. Grazie all'associazione Paratetraplegici Onlus e all'Informa Disabili di Santa Margherita saranno a disposizione 3 scooter elettrici per consentire alle persone con disabilità motoria di partecipare. L'arrivo nella zona della Cervara è previsto alle 11:30. Qui ci sarà il taglio del nastro e la benedizione e la preghiera del vescovo. Dalle 11:30 alle 13:30 in questo punto i commercianti di Santa e Portofino offriranno l'aperitivo in collaborazione con le associazioni Festa Primavera e Scoglio Sant'Erasmo. Il corteo proseguirà quindi fino a Portofino, dove l'arrivo è atteso fra le 12:30 e le 12:45. Le barche seguiranno il corteo via mare grazie agli operatori nautici e alle altre associazioni. A Portofino il grande concerto evento avrà inizio alle 15. Grazie ad un maxi schermo sarà possibile seguire il concerto anche da Santa Margherita ai Giardini a Mare e da Rapallo in piazza Garibaldi. Sempre a Santa Margherita concerto di street band itineranti dalle 17:45, dalle 20:45 performance itinerante su trampoli con costumi luminosi e lune fluttuanti e dalle 21 concerto di Andrea Bacchetti al pianoforte in piazza Caprera. Sabato sono previste aperture straordinarie dei negozi di Santa Margherita. Sabato ancora noleggio di kayak su Paniasca e nel pomeriggio visite guidate alla città. Domenica escursioni guidate in mountain bike, noleggio di bici elettriche in via Maragliano e aperture straordinarie dei musei cittadini.